Eccolo, e Sua Maestà Franco Moreno, Mamma Sua Maestà, mia. ecco. Grazie per la Sua Maestà. Sì, sei spendaccione o sei un conservatore tu? No, una via di mezzo. Cioè fammi capire. Mi controllo. Ecco, quando posso spendere, spendo, quando no, no. Quindi tu riesci a resistere davanti alle cose che ti piacciono? Sì, a volte sì, ne faccio almeno. Che ti piace proprio assai, che stai lì, dici, insomma, io acquisterei se... Tanta pasta. Pasta? Sì, perché sono un buon mangiatore di pasta. E quanto mangi? Cioè la pasta? Assai. Allora, senti un po', ci sono... anzi, voglio chiederti prima, ma le donne sono fondamentali o impegnative? No, per me sono un opzionale della vita. Quanto servono? Sua Maestà, è una risposta pesante. Sì, è vero, è così. Cioè le donne sono... Un opzionale della vita, perché si può vivere anche senza una donna, non è che sono proprio... Per me tutto è utile, ma nessuno è necessario. È una cosa pesante, proprio pesante. Oh Gesù, ma è così, io la penso così. Bene, allora, ci sono le invasioni di protesta, le invasioni utopiche, cioè quelle cose che non succederanno mai. Sì. Adesso ti faccio guardare la clip di un signore siciliano che si presentò alle elezioni un po' di anni fa e che aveva come motto solo una parola: protestiamo, protestiamo, protestiamo. Guarda la clip. Vediamo. Guarda. Sto arrivando. Manca a doccia mi posso fare io. È incredibile. Lottiamo, faccio una tamba di morire. Dobbiamo lottare, così dobbiamo entrare in Europa con questa cosa che sembriamo in Africa. Non per offendere l'Africa. Con questa politica non si può più andare avanti. Che fare, ma curcare? Protestate con me. Protestiamo. Ecco, protestiamo a prescindere, cioè anche se non abbiamo un motivo valido per farlo. Allora, io ti immagino lì che protesti sotto Palazzo San Giacomo, sì, con uno striscione enorme tra le mani. Il problema è vedere che ci scrivi, no? Su questo striscione. Due possibilità: sono un uomo che crede nella raccolta differenziata, oppure sono un uomo al quale manca il teatro del popolo? Ma io direi più la raccolta differenziata. Tu la fai? Sì, la faccio da una vita. Quindi dove ce l'hai sti cestini? Fuori al terrazzo. Fuori al terrazzo, sì. Quindi puntualmente... E poi c'ho un problema di dove li porto. Mi dicono sempre che poi la mettono tutto assieme. Cioè però sotto casa tu ce l'hai i vari raccoglitori? No, li porto direttamente dove fanno la differenziata. Ma Sua Maestà. Sua Maestà è la verità. No, Sua Maestà lei, nel senso che questo a merito c'è. Senti, per la tua donna tu vuoi essere unico... Questo è importante, Maestà, pensaci, unico... Ma perché mi dai il Maestà? Maestà per l'anzianità, per il piacere di vederti, insomma, perché sei veramente una maestà nel campo. Allora, per la donna vuoi essere unico o indispensabile? Indispensabile. Bravo. Mai unico. Bravo, ma spieghiamolo sto fatto, perché la domanda non è sempre molto... No, perché io dico che quando si vuole essere unico ci stanno dei pericoli. Perché sai, dire a una donna io sono unico, non mi devi tradire mai, non devi fare... è un problema. Sì. Invece essere indispensabile, fai quello che vuoi. Se ritieni di amarmi, amami. Sì. Se non mi vuoi amare più, non mi amare più. Sì. Per cui sei libera di fare quello che vuoi. Ecco. È bello, hai un concetto della libertà veramente ampio, sì, molto forte. Ti manca Vanna Marchi? No. A te? No, però io il filmato te lo devo far vedere, ma perché lo lego ad una cosa, cioè alle parole che noi usiamo più spesso, cioè quelle parole che diventano un po' i nostri tormentoni. E tu sai che Vanna Marchi di tormentoni ne teneva parecchi. Guarda la clip, Vediamo. Guarda la clip. Vanna Marchi! Chiaro il concetto? Lo sciogli-pancia! Non le pagherete niente! Siamo intesi? D'accordo? Ma fatemi parlare! Siate veloci, dinamici, svelti! Dimagrire! Calare! Cambiare! Che cos'è quella maledetta menopausa? Chiaro? Pum! Vai! Che cos'è quella benedetta menopausa? E come queste ne diceva tantissime. Qual è la parola che tu dici più spesso? Probabilmente. Ma perché queste parole così difficili? No, perché mica è difficile probabilmente. Una volta dicevamo forse. No, quelle parole che non danno la certezza. Dico, per me è sempre probabilmente. Si dice domani che facciamo? Probabilmente così. Domani vogliamo fare probabilmente cioè lo della facciamo. serie posso anche non venire. Posso anche non venire. Ecco, non mi aspettate di certo. Non mi aspettate di certo. E se ti pagano però, vai. Sicuramente.
la prima cosa. Ti pagano prima o dopo? Prima. Prima, certo. Senti, incontri il presidente della regione Campania, Caldoro, e lo incontri sul tram. Sì. Tu sei sul tram, ti giri e scopri che lì accanto a te c'è il presidente Caldoro. Due possibilità. Cosa gli chiedi? O, Presidente, mi raccomandi, la prego, mi faccia fare tutte le serate della regione Campania, no. Oppure ho una villetta abusiva, mi servirebbe condono. Il condono. Questo. Il condono. Per il condono, sì. Dove ce l'hai sta villetta abusiva? Non ce l'ho proprio. No, non ci credo. No, non ce l'ho. Sua Maestà non ci credo. Parola, Lei ci avrà qualche villetta nascosta da qualche No, parte? assolutamente no. Vivo a Merito in un appartamentino... Condonato. Condonato, sì. Pago il pigione, tutto. Ah, non è di proprietà? No, assolutamente. Ho capito. Allora, ho 30 anni di carriera, giusto? Perché nel 1980 arriva il primo successo che si chiama Maria Celeste. Ora, tu fai parte di una famiglia di artisti, perché sei il fratello di Mario Trevi e di Lino Capozzi, sei lo zio di Gianluca Capozzi e sei il padre di Mimmo Moreno. Sì. Tu non ti sei fatto mancare niente. Ora ti faccio una domanda un po' strana. Tenendo presente che per gli artisti è molto importante il modo in cui si gestiscono, no? Tu vorresti che tuo figlio Mimmo nella gestione somigliasse più a Gianluca Capozzi o a Mario Trevi? Più a Gianluca Capozzi. Perché? Ma perché Gianluca Capozzi è più moderno, è più giovane, sì. È più all'avanguardia, voglio dire, fa musica per i giovani. Sì. Trevi è un bel ricordo, è una pietra che... Ma non si gestiva bene Mario Trevi? Si gestiva benissimo. Sì. Però forse Gianluca si gestisce ancora meglio, perché sa quello che vuole e non è mai indeciso, è deciso quando fa una cosa. E tuo figlio ce l'ha queste caratteristiche secondo te? Io mi auguro di sì, perché lo vedo molto preparato, chiaramente ha iniziato da poco, da un anno. Preparato nel senso che sa quello che vuole. Ma se ci fosse soltanto un posto per Sanremo, sì. Ci manderesti lui o ci andresti tu? Io? Sì. Tu? Sì. Serio? Serio, sì. Cosa diresti a tuo figlio? State a casa? State a casa, Mubechì, e poi domani se ne parla. Quando mi date queste risposte così mi fate eccitare. Gesù. È il momento delle facce. Bisogna fare le facce in televisione, Sua Maestà, lei lo sa, per passare, per bucare. Allora io le propongo 3 situazioni e lei mi fa la faccia. Un amico ti chiede di prestargli 20.000 euro. Che faccia fai? Ma sono 20.000 euro, cioè... Ma non ho detto 100, i scolla in fronte, certo. Allora, un parente ti chiede di prestargli 20.000 euro. Ma mancano soldi, ma Sua Maestà è... Ma un parente caro, una roba... Ma rovinati, guarda. Rovinati, manco. Totalmente. Non ci sono più matrimoni, non è? Niente. Ma già da una vita. Lei, Sua Maestà, lei non fa più i matrimoni? Io no, non ma faccio. Chi ci crede? Ne ho fatto 7-8 quest'anno. Ma chi ci crede? Parola. Beh, Antonella Clerici racconta di avere una grandissima storia sessuale con te. Che faccia fai? Mi preoccupa sta cosa. Perché? Antonella Clerici. Antonella Clerici, bella, piena. Non è possibile che sì, cosa... forse sì, forse sì. No, bene. Allora, fase finale, chi sei? Io sono uno che canta, fa musica, mi piace la bella musica, cerco di portare avanti la canzone napoletana. Sì. Chiaramente faccio quello che mi piace e a volte azzecco con la gente che piace pure a loro. Dove sei? Ma io sto in una via di mezzo, al 50%. Cioè, fermo sull'autostrada, per esempio, dove? Ma Salerno. Salerno. Sì, vorrei arrivare verso giù. il sud, insomma. Sud. E vuoi davvero quello che fai? Sì. Senza dubbio. No. Bene, dischi nuovi, parliamo del disco nuovo, facciamo vedere la copertina, mostrala alla tua telecamera, la telecamera ce l'hai lì di fronte a te, questo è il disco nuovo che si chiama Incanto. Sì. Ecco, perché ci si incanta ascoltandoti. A volte sì. Sembrava uno spot. No, a volte sì. Quante tracce ci sono? 10 tracce. 10. E tu, credo, insomma, tu sei un classico della canzone napoletana. Sì. Questo disco, è inutile che io ti chieda che c'è in questo disco, perché c'è Franco Moreno, quello che voi siete abituati ad ascoltare. Ti ringrazio, fai belle cose. Grazie a te. Sua Maestà. Grazie a te. Grazie. Se ne va così? No. Ecco. No, dico grazie. Bene, cari telespettatori, non finisce, continua.